La smetta. 5 anni di preghiere. Lei deve andare a letto sereno. Secondo me lei va a letto nervoso. No, lei va a letto un po' nervoso e quindi fa questi sogni. Ma perché preoccupato? Questa cosa di mio compare Longo. Ma la vuole raccontare? Perché da 2 settimane siamo rimasti con questa storia in aria. Rosa, appena sono entrato, mi deve credere. Sì. Quando si scherza, si scherza. Sì. Quando si parla, si parla. Sì. Quando si è seri, si è seri. Giusto. O signore, se stai dicendo una fisseria, ma a castiare, Sì. ma a riducere come a lei. Senta, guardi, noi stiamo partendo malissimo e possiamo anche chiudere qui la puntata. Lei ha cominciato col sogno. Lei ha cominciato col sogno in cui io e Tolomeo eravamo pappagalline anche un po' volgari e quindi ha cominciato malissimo. Ora sta dicendo che si deve ridurre come a me. Io non sono niente di che, ma sono ridotto benissimo. No, non lo dica, va bene così, vada avanti, vada avanti. Guardi, Sì. e appena sono entrato Sì. a casa di mio compare, una collera. Ma perché? Irriconoscente! Non si conosceva manco. Quindi cattivo, aggressivo. No, non manco si conosceva che era lui. Allora irriconoscibile. Riconoscibile. Sì. Scusi, dottore. Prego, signor Listelli. È laureato. Ma non ha importanza che io sia o meno laureato, ogni volta con sta storia. Laureato medico biologico. Si sogna un arancio non bumbiato. Chi c'è? Medico biologico. Medico biologico, sono biologo, sono laureato in biologia. Medico biologico. Laureato, io devo stare attento come parre. Ma che c'entra? Io sono normale, non c'è. A laurea ci accattavo suo padre. Ma non è vero, con questa storia che mio padre è rovinato. Non lo diciamo che c'è la finanza, che non lo potevo dire. Ci accattavo a Svizzera. Sì. In tedesco, poi viene Natale e ce l'hanno ribattuta, la laurea ribattuta. Ma che sta dicendo? Guardi che lei ha fatto arrabbiare il mio relatore di laurea che verrà qui a dirglielo perché dice a casa non è vero. Comunque, mi dica. Una combricola. Allora, perché era irriconoscibile suo compare Lollo? Mio compare Lollo invecchiato. Era settato in una seggiola. Sì. Da un lato tremava. A pipa in mano. L'occhio spento. Tagliava in terra. Io come ho visto, signor Rosa, la collera. Il dispiacere. C'è il dispiacere per un amico. A mia porta me l'aveva avuto sua moglie. Sì. La moglie mi compare Lollo. Come io ho visto, già mi c'è via, io mi bracciai, ce ne sta compare. Ma che cosa sta Ma proprio lei era disperato. E sua moglie mi disse, no, dice, compare, chi tu, mio padre, mio marito è da banca. Meno male. Aveva scambiato la persona più anziana con suo compare Lollo. Vabbè, quindi il primo pericolo era stato evitato. Meno male. Passai da banca. Sì. Scusi, metto così che ci faccio una bella compassa. Ma che cos'è? Faccio una bella questa compassa. posa plastica cos'è? Mi inquadrano, che un regista sta dormendo. Oh, così. Passo di là, mio compare non è che stava tanto meglio, era abbattuto. Ah sì? E nervoso, tutto, ha avuto una specie di forma di esaurimento. Ah sì? Disse, compare, ma che c'è? Arrivare notizie al paese che non siete buono, che cosa... non si può campare più. Sì. Era proprio ha avuto la depressione, l'esaurimento. Queste sono cose brutte, per carità. E già la prima botta, ce l'aveva avuto che si doveva... come se stava abbracciando tutti i quadri da casa, perché io dipinge come hobby, decidevo di metterci i cornici e appendere tutto in dei mura. Perciò io non do ferramenta nuovo che era più al paese, chi sto piliduso, ma di quelli. Io dicevo che mi dona per favore 100 grammi di chiova. Cioè chiedo come già, chi chiova vuole? Chiova per appendere i quadri. Dice come vuole, con la testa o senza testa? Senta. Come mi vuole dare? Non lo so, mi dà la testa, che forse è meglio così il quadro non scivola. Sì, però sta testa quando ha di essere? Perché se la testa è troppo grossa, poi un triangolino non entra. Se la testa è troppo unica, è come se testa non ce n'è. E allora mi dà senza testa. Sì, ma senza testa lei lo la seccare così, perché sono seccato così, schiede. Dice, va bene, mi dà la testa chi denica, che almeno è sempre qualche cosa. Va bene, come vuole, d'acciaio, ottonate, abbronzate, come mi vuole dare. Dipende dalla cornice. C'ho un vice impazzito. Io chi neve mi stava parlando, qualche cosa, senta, lei mi sta facendo. Mi ha trasito uno, ha preso un gabinetto sopra le spalle. Un gabinetto sopra le spalle. Su scaricavo sul bambone e ci si sente, chi sto io gabinetto?
Se calavi causa, dice, chi sei? Sì, va bene. Ma vuole dare la carta igienica, per favore? Ma non c'è... Terribile, terribile. Ma proprio una... Terribile. Uno camorrioso. Camorrioso. Vabbè. Quindi già io era nervoso. Era avuto questa scossa. Era scosso. Aveva avuto questa scossa. Sì. Ora aveva preso un lavoro, perché c'è mancanza di lavoro, di un allevamento di polli o paesi. Che hanno di bello che i polli non li tengono nelle gabbie. Esatto, non sono polli in batteria che soffrono. Strette. Sì, è vero, è vero. Visto 5.000 galline ogni mattina fuori nell'aia. Bello. All'aria aperta. All'aria aperta. L'aia. Sì, dico all'aria aperta. L'aia è aperta. All'aria, sì. C'è all'aria aperta. C'è una R. Non si sente, lei a fare esercizi. Sì, guardi, io li faccio gli esercizi. Allora, pensi a lei. Questa aia era all'aria aperta. Bravo, ecco. Era all'aria aperta, esatto. Tutta recintata, e lui aveva il compito di fare uscire queste 5.000 galline e poi di farle rientrare a sera. Mamma mia. Veramente. Non è un lavoro faticoso. Dice, lei la fa nascere la mattina, controlla prima che la recinzione è tutta... Sì, perché... integra, altrimenti scappa, perché poi a sera prima che se ne cala il sole li fa rientrare. Perfetto. E ci si compare, perfetto, non è che il lavoro fate cosa. Poi durante la giornata può fare che vuole, se fa un panino, se piglia birra, ne esce, va. E dice, compare, dice, purtroppo, dice, sì, dice, io siccome sono troppo nervoso, dice, quando sono nervoso, dice, muovo, dice, mi impinge la lingua. Vabbè. Che tartaglia. Tartaglia, balbetto. Perciò, balbetto. Che mi succede? Che la mattina, dice, io avevo allevato le galline, che io quando faccio i diedini piglia e ne escono tutte, para. Quando ci faccio i entrano tutte, questa specie di capannone in mente. Bene. Ci sa che succedeva? Succedeva che la mattina, tutte le mattine, io faccio e ne escono tutti i diedini. 5.000 diedini assai. Assai sono stesse. E a sera li faccio 3. Perché solo che tutti 4.999 diedini entrano tranne una. Assicurato, niente, non si fa acchiappare. Che? No, dico, che poi mi ammisca sta cosa. Sì, certo, lo so, è contagiosa. Io dice, faccio entrare 4.999 e una no. Ne resta una fuori, si fa assicurare per mezz'ora. Poi dice, mi innervosisco e ci faccio, senti bene, lo sai che ci stai rompendo i co e ne escono tutti di un'altra volta. Può essere che faccio sempre così. Ma voglio dire...